nuovo modo di fare vacanza, secondo le tradizioni del territorio veneziano, è stato presentato presso l'agriturismo Valle Averto, immerso nell'omonima oasi WWF, nel mezzo della laguna. Le autorità locali, con il supporto del Consorzio delle Prolocco Brenta-Adige, hanno descritto la fruibilità di un turismo ecocompatibile e dei sistemi ricettivi. Il nostro desiderio è quello di valorizzare il territorio, valorizzare le attività che si svolgono all'interno del territorio e dare l'opportunità a tutti di conoscere questo ambiente. Ovviamente per dare la possibilità che anche le attività produttive possano crescere, quelle che lavorano in questo ambiente e che utilizzano i prodotti che escono dal nostro territorio. Io voglio ringraziare l'agriturismo che ci ha ospitato, voglio ringraziare la provincia che con noi ha collaborato, la regione e tutte le Proloco della zona, il Consorzio Brenta Adige che quest'anno ha voluto partecipare con noi a realizzare una festa che non deve essere solo per Campagna Lupia, ma deve essere una festa aperta a tutto il territorio. Questa è un'iniziativa che si ripete perché ha una logica, c'è una logica dietro, e cioè quella di valorizzare il territorio nostro, quello di Campagna Lupia, di far conoscere la Laguna Sud ai cittadini, perché qui questo è un territorio chiuso dove non vi si accede in libertà. Per accedervi servono delle autorizzazioni o dei permessi. Quindi riuscire a portare la gente qui in laguna e a vedere quello che la laguna stessa riserva, il paesaggio, gli animali, la tranquillità e la serenità, è un'opportunità da non perdere. Tutto questo contesto si collega anche a un progetto turistico che stiamo portando avanti anche con la provincia di Venezia, e cioè quella di riuscire a arrivarci anche in bicicletta. Come assessorato al turismo della provincia di Venezia promuoviamo assieme al comune di Campagna Lupia, alla Proloco di Campagna Lupia e alle realtà che sono qui inserite in questo stupendo territorio della Laguna di Venezia, qui in Valle Averto, queste iniziative di promozione e di valorizzazione del territorio che mettono in evidenza la possibilità di trascorrere una vacanza vicina a Venezia utilizzando la bicicletta, venendo con i propri mezzi e rimanendo qui immersi in un ambiente straordinario, incontaminato e creando le condizioni di un turismo diverso, di un turismo naturalistico. Dove i suoni sono diversi e assumono un timbro dilatato e sfumato, quasi fossero l'eco di altri suoni lontani e misteriosi, dove i colori si trasformano in altri, mutando in La serata è continuata con un insolito gradevole intrattenimento poetico-musicale che ricorda i fiò tipici della ruralità veneta. Questa è anche una manifestazione particolare perché vede la collaborazione di parecchie Proloco, non c'è solo la Proloco di Campagna Lupia che ovviamente lavora attivamente, ma ci sono anche le Proloco del Consorzio Brenta Adige. Poter creare condizioni per cui anche quest'area, in maniera molto attenta, possa diventare una parte della nostra attività turistica. Non poteva
poteva mancare in tale occasione una cena con prodotti tipici della zona.